L'avvio dell'anno si è rivelato particolarmente gravoso per il settore dell'autotrasporto. L'aumento dei pedaggi autostradali e quello del gasolio per autotrazione hanno determinato un forte incremento dei costi fissi. Se il prezzo del diesel alla pompa rimarrà invariato per tutto quest'anno, i costi fissi delle attività interessate potrebbero aumentare di diverse migliaia di euro, con un impatto particolarmente pesante sulle piccole imprese che praticamente non possono usufruire né di rimborsi sui pedaggi né di crediti d'imposta per compensare l'incremento delle accise. Secondo l'ufficio studi della CGA, ogni mezzo pesante impiegato in queste attività di dimensioni più contenute potrebbe subire un aumento medio annuo del costo per il solo acquisto del carburante rispetto al 31 dicembre scorso di circa 2.000 euro, aggravando ulteriormente la pressione sui bilanci aziendali. Se a questi rincari si aggiungono le criticità strutturali del comparto, a partire dai ritardi nei pagamenti, il quadro complessivo risulta particolarmente allarmante. Non a caso, al fine dello scorso ottobre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con una circolare che ha richiamato i committenti a porre fine alla prassi diffusa e reiterata dei pagamenti tardivi ai vettori, prevedendo sanzioni fino al 10% del fatturato annuo irrogabili dall'autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti dei soggetti inadempienti. In sintesi, l'aumento dei costi fissi e la difficoltà nel ricevere pagamenti regolari rappresentano due fattori che stanno mettendo seriamente a rischio la tenuta finanziaria di molte imprese del settore. Sono necessari interventi urgenti, incentivi e semplificazione burocratica e una maggiore tutela nei rapporti con la committenza. Senza misure concrete il rischio è una riduzione dei servizi e pesanti ricadute sull'intera filiera produttiva di questo territorio.